Ehi la gente, io sono Crazy, ma per gli amici sono anche Salvatore. Tra pochissimo ragazzi verrà un mio amico e passano le macchine bellissime. Vai, prego. Dicevo, tra pochissimo verrà un mio amico con una moto veramente assurda. Raga, non potete capire, ha un cross veramente bestiale. E io, Crazy Mad, proverò la moto per la prima volta. Siamo qui che lo stiamo aspettando, sperando che arrivi presto. L'appuntamento era alle 15 e sono già le 15:15, quindi vabbè, aspettiamo. È arrivato! Oh mio Dio! Finalmente! Ma quanto tempo ci hai messo? Ragazzi, oh mio Dio, mi fai un po' di gas, un po' di gas. Oh mio Dio. Oh yes! Regà, sta moto è proprio una bestia. Fa un rumore assurdo, forse non rende dal video, ma è veramente un qualcosa di assurdo. Bella Ale, bella bro, come stai? Allora, che cosa abbiamo qui in serbo? La mia moto Fantic 125. Oh mio Dio, ma è una figata assurda. Raga, fatemi sapere a quanti di voi piacciono le moto commentando qua sotto con hashtag Viva le moto. Io personalmente ne sono innamorato e questa moto ha veramente un qualcosa di incredibile. Guardate qua che muso che c'ha. Sì, ok, ma bando alle ciance, vogliamo iniziare? Mi spieghi come si utilizza questo gioiellino? Allora, spiegami come si fa? Intanto la moto è messa in folle. Vai. Perché la prima e seconda c'è la folle, no? Sì? Per accenderla c'è un tasto, il tasto di accensione. Ok. Va premuto insieme alla frizione. Vai. Ok, e si accende. Poi? Siamo in folle, giusto? Sì, siamo in folle. Per andare avanti dobbiamo marcare la frizione Ok, premere la frizione e mettere la prima. Ok, quindi col tum. Ok, e poi? Lasciare la frizione piano piano Sì. e lasciare un po' il gas. Oh, sta camminando. Oh, ma dove vai? Oh, ragazzi, ma se n'è andato. Vieni qua. Oh, vieni qua. Ce n'è voluto di tempo per prenderti. Adesso tocca a me. Io so già come si fa perché ho imparato dal grande maestro. Allora, il cavalletto si è tolto da solo. La frizione è questa e il freno è questo, vero? No. Come no? Il freno è lì sotto. Ah sì, giusto, vabbè, c'è un pedale qua che è il freno. Per prima cosa bisogna premere la frizione, premere questo pulsante e lasciare questo. No, premere la e la. No, non era così? Rimetti la folle. Ah sì, ok. Ok. Riproviamo, accendiamo, mettiamo la prima e partiamo. Piano di lasciare la frizione. Ah, non era così? Eppure ero sicuro di saper guidare una moto. Va bene. Allora, ecco perché ho capito. Non c'ho il casco, è ovvio che non parte. No, non c'ho il casco. Senza il casco non parte. Ma che domande, ma andiamo a prendere il casco. Andiamo a prendere il casco che si trova là. Ora sono pronto. Ora che ho messo il casco, let's go. Vedete che il motore adesso mi parte. Togliamo il cavalletto, giriamo la chiave già girata, premiamo. Mettiamo la prima. Ok, Ah, la dovevo lasciare piano. Riproviamo che adesso so come si fa. La prima. Ok, vai. Piano. Oh no, se n'è andato. Come faccio? Aiuto. Raga, sono diventato un grande. Ma dove sta andando? È caduto! No. Vedo la moto a terra. No, ragazzi, no. Fra, aiutami. Ho il piede incastrato. Fra, ma è sbandata la moto. È troppo dura. Fra, ho il piede incastrato. Troppo pesante. Non ci riesco. Fa male. Aspetta. Non ce la potrei fare mai da solo. Ok, l'ho liberato. Oh mio Dio, Fra. Tutto a posto? Fra, non puoi capire. Fra, ho sbandato. Oh regà, ho sbandato. Ma che cosa? Fra, ma è un'arma sto coso. Quando ho girato ha sbandato. Fra,
Non ci sto credendo. Fra, per fortuna che non mi sono fatto niente. Questo è l'importante. Povera la sua moto. Ma tu pensi alla tua moto, io penso al mio piede. Regà, non so se si vede. Mi sono fatto un po' di male qua. Qua e qua, che ce l'ho rosso. Regà. Ma ti sei bruciato pure con la marmitta? Sì, mi fa malissimo qui. Boh, vabbè, per fortuna che non è successo niente. Ma come si fa, dico io? Provo una moto per la prima volta e ci cado. Ma è tanto semplice. Sì, è tanto semplice. No, ma sti cross sono mortali come si chiamano, le curve. Ecco qua. Portiamo in alto, aspetta che lo alzo io la moto. Non ce la fai. Non ce la faccio? Non ce la fai. Mi stai sfidando anche se mi fa male il piede. Oh bello, mio Dio. Guarda qui, guarda qui. No. No! Vediamo se si è fatta niente la moto, regà. No, regà. Oh mio Dio. Ha un po' di rigature qua. No, regà. Non ci posso credere. Bravi, Dio. Guarda qui. Guarda qui. Oh mio Dio. No, non ci posso credere. Non l'ho fatto apposta, regà. Oh mio Dio. Però ho deciso che ho imparato e quindi lo riporterò. Oh no. No, non posso. No, lascia, meglio lasciar perdere. Va bene. Per oggi lasciamo perdere, direi. Finita un po' male, però comunque sia. Oh, dobbiamo controllare se accende ancora, fra. No. Vai, controlla se accende ancora, bro. 3, 2, 1. Oh yes. Ok, si è un po' rigato qui, regà. Oh mio Dio. Qua, fra, si è rigato qui. No, vabbè. Possiamo dire un epico finito male. Ci ho provato e ci sono riuscito. Ma se solo non avessi messo la mia pazzia in conto, in questo momento il motore non si sarebbe fatto nulla e la mia gamba non si sarebbe fatto nulla. Comunque sia, tutto è bene quel che finisce bene. Tranne la faccia di Alessandro, che qui sembra depresso per la sua povera moto, insomma. La sta abbracciando. Ma tu non pensi al tuo amico che si è fatto male alla gamba e che sta soffrendo in questo momento? No, mi interessa la moto. Va bene, me lo segno. Ok. Vabbè, regà, mi sono tolto pure la banana per la pazzia. Mi sa che ho corso troppo. Andavo tipo a 50 all'ora in curva. Ok, non rifate quello che abbiamo fatto in questo video a casa, perché poteva finirmi peggio. Per fortuna mi sono fatto 2 graffi nella gamba, quindi non è successo niente di grave. Ma soprattutto, mi raccomando, lasciate un like, un'iscrizione, campanellina attivata. Ragazzoli, noi ci vediamo a un prossimo video. Scrivetemi qua sotto cosa dovrei provare in una prossima puntata di provo macchine, motori, barche. Anzi sì, a 20.000 like il vostro Crazy Mad porterà una barca, ho deciso. Ciao Ale, alla prossima. Oh no. Ciao. No. E per la conclusione di questo video mi sta portando a casa lui, però. Vabbè, stiamo facendo solo 100 metri, non vi preoccupate.